Buonasera amici sportivi immagini che vi giungono dal Palasport di Fasano per l'incontro tra Itria Football Club e CUS Labor Vetro Molise. Squadre in campo per la 12ª giornata di campionato e allora noi andiamo subito a ricapitolare tutti e due i roster delle squadre. Per quanto riguarda l'Itria con il numero 1 Palazzo, numero 4 Miuli, 5 Baccaro, 6 Bruno, 8 Ricci, 9 la new entry Ricky Ferri, 10 Segovia, 11 Borselli, 12 William Foppa, 13 Semeraro, 20 Fusco e 22 D'Aversa. In panchina Giuseppe Convertini. Risponde il CUS Molise con il numero 1 Carta, 2 Oliveira Vinicius, 3 Ferrara, 5 Di Nunzio, 7 Di Stefano, 9 Di Lisio, 10 Joasigno, 12 Fetta, 13 Palmegiani, 14 Mantuano, 17 Ferroni, 94 Cannone. In panchina c'è Di Lisio che sostituisce l'allenatore del CUS Molise San Ginario, assente per squalifica. Squadre accanto alla panchina l'Itria, foto di rito invece per il CUS Molise. Adesso andiamo subito a vedere i due starting five delle squadre, subito dopo questi preparativi. L'Itria si schiera con in porta il numero 1 Palazzo, poi sicuramente partirà con il numero 10 Segovia, assente nell'ultimo turno per squalifica, foto di rito nel frattempo anche per la squadra di casa, mentre è pronto il CUS Molise che presenta il proprio portiere Vinicius Oliveira, poi il numero 17 ovviamente l'argentino Ferroni, il numero 10 Josigno, il numero 13 Palmegiani. Risponde invece l'Itria, stavamo dicendo, con Palazzo tra i pali, poi Bruno, Ricci, D'Aversa, e agirà sulla banda sinistra del campo David Segovia. Il primo possesso sarà con molta probabilità della squadra ospite del CUS Molise, pallone sul centro del campo e c'è appunto Ferroni lì vicino alla sfera. Siamo pronti a partire. Si inizia a popolare il Palasport di Fasano, inizia a prendere posto anche il pubblico giallo rosso blu e qualcuno è arrivato anche dal Molise. C'è una d'intesa tra i due arbitri, squadre pronte sul parquet di Fasano. Primo possesso allora per il CUS Molise che parte con Palmegiani, Josigno, Di Nunzio, ancora Di Nunzio pressato subito da Segovia. Di Nunzio si rifugia in corner, immediatamente pressione alta dell'Itria e calcio d'angolo per la squadra giallo-rossa e blu. Bruno batte il calcio d'angolo per D'Aversa, risponde Josigno, allora parte subito Ferroni, palla per Josigno, ha segnato subito il CUS Molise con la ripartenza straordinaria del numero 10 Josigno. Un gol immediato della squadra ospite di Josigno in un contropiede letale della squadra proprio capeggiata dal numero 10 brasiliano, che subito è riuscito a sguizzare via dalle maglie dell'Itria e a trovare subito il gol dell'1-0 dopo 30 secondi
il Cus Molise in vantaggio. Allora prova a rispondere l'Itria. Paradossale questa azione con l'Itria che stava attaccando dopo la pressione alta, dopo il calcio d'angolo. Josinho però ha trovato con un contropiede letale il gol dell'1-0 per il Cus Molise. Allora la partita adesso proverà a fare a l'Itria con Bruno Segovia. Pallone per Ricci, ancora Ricci, prova a girarsi, Ricci! Interviene il portiere del Cus Molise, poi riparte il Cus Molise. Fallo laterale per la squadra di casa, colpita subito a freddo. Bruno. L'Itria ovviamente non deve subire questo colpo iniziale, deve pensare di fare la partita, manca ovviamente tutto il match, però il Cus Molise è già in vantaggio. Ricci, spalla alla porta Ricci. David Segovia. Ancora Segovia, carica il destro. La murata di Dinunzio. Tutto è partito appunto da Dinunzio, dalla difesa del Cus Molise che ha imbeccato Josinho che in contropiede ha fatto 1-0. Adesso D'Aversa ha provato a fare uno dei suoi gol. Andrea D'Aversa, il talento della squadra dell'Itria, non ha trovato lo specchio della porta. Bruno, David Segovia, Andrea D'Aversa, poi ancora Bruno con il piedone destro, allarga per David Segovia che taglia il campo insieme a Ricci, poi David Segovia, Andrea D'Aversa, sfida Josinho, Bruno, va via Bruno, Bruno palla al centro per Ricci, Oliveira dice di no a Ricci, e poi Segovia, Vinicius Oliveira, il portiere del Cus Molise, subito ha parato il primo vero segnale, il primo vero pericolo da parte dell'Itria. Fallo laterale per la squadra in maglia bianca. Il pallone ancora per Josinho che prova a trovare tra le maglie difensive dell'Itria il numero 17 Franco Ferroni. Non è riuscito però a raccogliere la sfera, il passaggio, il pivot del Cus Molise. E allora ripartenza sarà per l'Itria. Ricordiamo l'Itria sotto 1-0 per il gol dopo 30 secondi di Josinho. Anche meno. D'Aversa, Ricci, ancora Ricci, trova D'Aversa. Cucchiaio di Andrea D'Aversa per Valentino Ricci. Il pallone è facile preda del Cus Molise. Segovia attacca ancora l'Itria, Bruno di tacco, interviene in maniera provvidenziale Davide Dinunzio. Bruno, ancora Bruno, David Segovia, Bruno, Josinho, ancora lancio per Ferroni e Josinho, questa volta c'è Bruno a dire di no alla ripartenza del Cus Molise che poco più di 2 minuti fa ha fatto 1-0 sempre con un contropiede. Si scaldano per l'Itria William Foppa e Antonio Semeraro, tutti in panchina ancora per il Cus Molise, forte ovviamente del vantaggio. Firmato Josinho. Josinho trova Palmegiani, si era coordinato ottimamente Palmegiani, non ha trovato lo specchio della porta. Tutti i palloni del Cus Molise, abbiamo visto, passano dall'autore del gol, dal numero 10, dal faro e dalla luce del Cus Molise, Josinho. Ed ecco il numero 10 invece dell'Itria in possesso di palla, Segovia, D'Aversa, Segovia ancora, Segovia, Vinicius Oliveira, a dire di no a Segovia che aveva provato il pallonetto, attentissimo il portiere brasiliano del Cus Molise. Josinho ancora, veloce Josinho, Ricci difende l'attacco del Cus Molise. Stavamo parlando di Josinho, un giocatore universale, lo sta facendo vedere tutto oggi, difesa e poi attacco, e anche
ottimo in azione offensiva. È suo il gol dell'1-0 del Cus Molise. Ricci, Bruno, si fa vedere al centro David Segovia, Bruno ci ripensa e serve Andrea D'Aversa col mancino. Andrea D'Aversa, ancora Bruno, prova ad attaccare l'Itria. 16 minuti al termine del primo tempo. Segovia, doppio passo, ancora Segovia. Segovia viene spinto probabilmente, questo sì, dal numero 5 e dal play del Cus Molise, Davide Di Nunzio. Fallo per l'Itria, punizione quasi dal limite dell'Itria, e Bruno, giocatore, allenatore dell'Itria, va a chiamare William Foppa che sostituisce Valentino Ricci. Primo cambio per la squadra di casa. È pronto invece per il Cus Molise Antonio Di Stefano. Sul pallone andrà David Segovia, sul secondo palo William Foppa. La rincorsa di Segovia. Va Segovia. Palla per Foppa. Il piattone di Foppa va fuori però. Scudo dell'Itria. Non ha trovato lo specchio della porta il numero 12 appena entrato della squadra di casa. E allora il possesso che passa subito al Cus Molise, che guadagna anche un fallo laterale intorno al centro del campo. Una spallata tra Ferroni e Segovia ha avuto la meglio il numero 17 del Cus Molise, Vinicius Oliveira. Ancora Ferroni, rinviene Foppa, guadagna anche un fallo. Argentino Franco Ferroni, classe 2002, e lui invece è il terminale offensivo del Cus Molise. Sta facendo il reparto lì vicino a Bruno. Adesso è in possesso di palla Alexandre da Silva. Bruno, palla per William Foppa. Antonio Semeraro è appena entrato in campo. Semeraro la allarga per D'Aversa. D'Aversa si fa vedere Bruno che chiama palla, subito imbeccato da D'Aversa. Bruno sfida Palmegiani. Bruno Palmegiani a dire di no a Bruno. 1-0, ancora il punteggio per il Cus Molise. Bruno sul pallone chiama lo schema, poi Foppa. Ancora fuori però. Palmegiani. Il pallone per il numero 7 Antonio Di Stefano, appena entrato in campo. Pallone fuori. Regalato il possesso all'Itria. Bruno. D'Aversa con il mancino, sfida Josigno, poi Bruno che sfida invece Palmegiani. Sfida nella sfida tra Josigno e D'Aversa. Ancora D'Aversa, sempre per Bruno, pallone per Semeraro, sbagliate le imbucate di Bruno, poi spallata tra Di Stefano e Bruno. Ancora Bruno col mancino, William Foppa, suolata, rientra vicino alla propria difesa William Foppa, pressione altissima di Franco Ferroni. Il possesso del Cus Molise, nonostante le proteste di Bruno, che viene richiamato dal direttore di gara. 14 minuti e 44 secondi al termine del primo tempo. C'è una vita davanti, ma l'Itria è sotto 1-0. Il pallone ancora per Josigno, la stoppa, la mette giù, la dà Palmegiani che va dietro da Vinicius Oliveira. Sciabolata di Vinicius Oliveira, Palazzo, poi Palmegiani ancora carica il destro. In scivolata Semeraro, poi ancora Foppa, riparte D'Aversa. Di Stefano. Vinicius. Ancora Vinicius. Palazzo a dire di no a Vinicius. Palmegiani. Ha raddoppiato il Cus Molise con il numero 13 Palmegiani. E allora raddoppio del Cus Molise. 2-0 per la squadra molisana, e l'Itria adesso si trova a dover rincorrere per ben 2 reti in questo scontro cruciale per la salvezza.
Riparte la partita 2-0 per il Cus Molise, non riesce a trovare gli sbocchi in avanti l'Itria, è riuscito a trovare invece per ben 2 volte il Cus Molise, prima con Josinho al primo minuto di gioco, poi al sesto minuto di gioco con Palmegiani. Adesso Ricci, ancora Ricci carica il destro, Ricci interviene la difesa del Cus Molise, poi ancora Ferroni, fallo di Ricci, punizione a favore del Cus Molise. Riparte subito la formazione in maglia bianca, richiamata però Ricci. E allora il direttore di gara interrompe il match per dire 2 parole a Valentino Ricci, il capitano dell'Itria. Josinho, Di Lisio, pallone ancora per Ferroni che la mette giù. Ferroni, poi Josinho, fraseggiano i due, Josinho ha provato a scoccare il destro, Josinho, palla fuori e subito time out per l'Itria. Rientrano in campo le squadre dopo il time out richiesto dall'Itria sotto 2-0 in questo match cruciale per la salvezza contro il Cus Molise. William Foppa, Antonio Semeraro, Valentino Ricci, ancora Ricci per Segovia, rientrato in campo. Segovia rientra sul destro, palla da allargare per Semeraro, palla per Ricci, interviene Vinicius Oliveira, poi ancora Semeraro e riparte allora il Cus Molise con Josinho, pressione dell'Itria, ma Josinho va via in un fazzoletto. Josinho per Ferroni, Segovia, Di Lisio, Palazzo in fallo laterale, attacca ancora una volta l'Itria, ma il Cus Molise sta per diventare letale in contropiede. C'è Josinho lì al centro del campo che quando accelera fa veramente male. Palla al centro di Di Stefano, ribattuta da Segovia. Di Stefano ancora per Josinho, guarda un po'. Vinicius Oliveira, palla lunga di Vinicius Oliveira, Palazzo la fa sua e riparte da Semeraro. David Segovia, 12 minuti e 40 secondi al termine del primo tempo, ancora in vantaggio di 2 reti il Cus Molise. Ricci, ancora Ricci per Foppa, Vinicius Oliveira. Il class 2002 italo-brasiliano del Cus Molise difende ormai da 5 anni i pali della squadra molisana. Ricordiamo che lui è un formato in Italia, quindi è un tassello fondamentale per la squadra di San Ginario. Ricci, il pallone per David Segovia, prova a girarsi David Segovia, su di lui c'è Josinho, ovunque Josinho, poi interviene Segovia, ma la rimessa laterale è a favore del Cus Molise, difende, attacca. Josinho sta trascinando i suoi, mentre l'Itria invece non riesce a trovare l'arma vincente, quantomeno per scuotere un po' questa partita che la vede invece sotto per 2-0 contro il Cus Molise,
che sta disputando un'ottima partita difensiva, un'eccellente partita in fase offensiva, con 2 o 3 occasioni e ben 2 reti. Ricci, siete ancora in panchina il nuovo arrivato in casa Itria, ovvero Ricky Ferri, arrivato praticamente questa mattina. David Segovia, punta il suo diretto avversario ancora. Segovia con la puntata, Vinicius, facile proprio per lui. Passano i secondi, Vinicius poi scaraventa a caso il pallone e indovinate chi l'ha presa adesso? Il numero 10, Teresa Joao Vitor, in arte Josinho, l'autore dell'1-0 del Molise, adesso vicino a Palazzo. William Foppa, pallone per Segovia sulla banda sinistra del campo. Segovia si accentra, Segovia in buca per Bruno, fa lui da terminale offensiva, pallone per Foppa, il sinistro di Foppa è fuori, ha trovato però il pertugio giusto l'Itria per farsi vedere dalle parti di Vinicius Oliveira. Non ha fatto gol, però. E adesso inizia un po' a movimentarsi la partita dopo quei 2 contropiedi del Cus Molise, dopo i 2 gol del Cus Molise. Al primo minuto con Josinho, al sesto minuto con Palmegiani, William Foppa, Bruno, Ricci, pallone sbagliato e allora riparte il Cus Molise. Il pallone per Josinho che chiama il movimento ai suoi, Bruno di testa, Palazzo ancora di testa, fallo laterale allora per il Molise. Adesso in avanti c'è Enrico Fetta per il Molise che ha sostituito Franco Ferroni. Fuori Foppa, dentro Andrea D'Aversa. Josinho di prima. Ogni volta che il Molise attacca, Josinho è quello che fa muovere i suoi. Nel frattempo, primi minuti per il 2001 Mantuano, che ha preso appunto il posto del numero 10 del Molise. Segovia! Scatta il destro di Segovia. Vinicius in 2 tempi. Mantuano, Bruno. E adesso l'Itra prova ad alzare la pressione. Non c'è Josinho. Potrebbe trovare qualche sbocco in più la squadra giallo-rosso-blu. Vinicius abbandona i pali, va in avanti, il pallone per Dilisio di testa, palla abbondantemente fuori. Ricci, Bruno, Segovia, ancora Bruno, palla per Segovia col sinistro questa volta. A dire di no, c'è Davide Di Nunzio. Bruno. Abbiamo detto più volte scontro salvezza, importantissimo quest'oggi al Palasport di Fasano, perché l'Itria, attenzione ancora ad Aversa, dicevamo l'Itria è decima in classifica con una lunghezza in più, un punto in più del Cus Molise, invece 12° in classifica, 10 punti per la squadra di Alexandre da Silva Bruno, 9 punti invece per la squadra di Marco Sanginario. Il Cus Molise è in zona play-out, l'Itria è poco sopra, ma virtualmente adesso il Molise sta superando la squadra giallorossa blu che adesso prova a scuotersi con Andrea D'Aversa. Valentino Ricci, Segovia, ancora Segovia, sterzata di Segovia col sinistro, pressato da Fetta, palla fuori. Vinicius Oliveira
farà ripartire la propria squadra con un lancio lungo, il pallone è per Pasquale Palazzo, poi Andrea D'Aversa, la pressione di Fetta, Andrea D'Aversa, Bruno non potrà darla a Palazzo, Bruno, allora pressa altissimo il Molise, il pallone per Segovia, Segovia prova a superare Mantuano, c'è ancora Segovia, va via David Segovia e riparte, allora l'Itria terza Segovia la dà Bruno, Valentino Ricci, banda sinistra del campo, pressato da Palmegiani, Ricci! Non c'era nessuno sul secondo palo, l'invito di Ricci era proprio diretto a lì, rimessa dal fondo. Allora per il Cus Molise, forte del doppio vantaggio, Mantuano, Fetta, Palmegiani, Di Nunzio, Mantuano, Segovia, e allora ripartenza Itria, Palmegiani decide di spazzare tutto senza troppi fronzoli. Sono passati dei minuti dall'uscita al campo di Josigno, il proprio allenatore l'ha richiamato e Josigno è pronto a rientrare. L'Itria non è riuscito a trovare nessuno sbocco in avanti, prova a farlo adesso Andrea D'Aversa con Antonio Semeraro che si gira, poi tocca la sfera, richiama il pallone del Cus Molise, il direttore di gara concede invece la rimessa dal gioco all'Itria e in questo momento sul pallone c'è Andrea D'Aversa, il classe 2009 dell'Itria. D'Aversa ancora, Mantuano gli ruba la sfera, poi riparte Mantuano, sbaglia l'aggancio, dicevamo il classe 2009 dell'Itria. Andrea D'Aversa, convocato più e più volte nella nazionale under, è il giocatore veramente dotato di tanto talento della squadra dell'Itria, tutti i palloni passano da lui. Nella prima parte di stagione è stato davvero prezioso e fondamentale, adesso proverà a farlo anche in questo momento cruciale del campionato. Ricci, Fetta, va via Fetta, tocca la palla forse con la mano, ma questo perché c'era stato lo sgambetto di Valentino Ricci, il capitano dell'Itria. Allora punizione per il Cus Molise. Guarda che si rivede Josigno. Bruno, 7 minuti e 23 secondi al termine della prima frazione di gara. William Foppa, Bruno non si deve far prendere dall'ansia, l'Itria sta attaccando però la squadra di Alexandre da Silva. Bruno adesso lo fa con Ricci, spalle alla porta Ricci, la tocca Valentino Ricci ancora una volta. Enrico Fetta è riuscito a prestare ottimamente il numero 8 dell'Itria, il capitano dell'Itria, e a guadagnare una preziosa rimessa laterale. Poi ha lasciato il campo Fetta, è entrato invece sul parquet di gioco Ferroni. E in un momento positivo il Cus Molise nella scorsa gara stava 4-1 sopra con il Taranto, poi nella seconda frazione di gioco è stato rimontato a 4 pari, però sappiamo che il Taranto è una delle corazzate di questa Serie A2 girone B Elite e quindi è un momento veramente positivo. Il Cus Molise lo sta dimostrando anche adesso, anche oggi, anche sul campo dell'Itria. Ricci nel frattempo debole. Ferroni, va via Ferroni, chiama palla Josigno, sbaglia l'aggancio Josigno, punizione fischiata a Josigno. Semeraro per cercare di bloccare la sfera ha preso la caviglia del 10 del Cus Molise. 6:38 al termine, ricordiamo che time out già fischiato a favore dell'Itria, non ha richiesto il Cus Molise ovviamente perché sta gestendo la gara. Ferroni sul pallone, Palmegiani, l'autore della seconda rete del Molise, Vinicius, lancio lungo di Vinicius, Palmegiani, Palazzo, con questi lanci lunghi però la difesa dell'Itria ogni tanto va in difficoltà, l'ha capito Vinicius Oliveira che la sta provando più e più volte.
Bruno. Palla per Semeraro, poi ancora Bruno, Semeraro. Palmegiani, va via Palmegiani. Provato la ripartenza del Cus Molise, fermata dal direttore di gara perché ha deciso di sventolare un cartellino giallo, questa volta per Antonio Semeraro, che è il primo ammonito della gara. Ha bloccato la ripartenza del Cus Molise e ricordiamo che le ripartenze del Molise sono state davvero letali sin qui. Palmegiani, Vinicius Oliveira. Suolata di Vinicius Oliveira, il pallone per Josigno, Palazzo la fa sua, e la da William Foppa, il mancino italo-brasiliano dell'Itria. William Foppa, Bruno, sbaglia l'imbucata Bruno, interviene allora Ferroni, c'è Ricci ma c'è ancora Ferroni, Foppa, diagonale perfetta. Accanto ad Andrea De Versa è pronto a entrare sul parquet del Palasport di Fasano David Segovia, ex Barcellona. Il pallone è ancora del Cus Molise, bloccato ottimamente da Palazzo. Entra Da Versa, esce Ricci, pronto Segovia, esce Bruno per lui. Foppa, Segovia, Da Versa, Segovia, sfida Ferroni, Segovia ancora, va via Ferroni, Segovia sul secondo palo, questa volta non si è fatto trovare pronto Semeraro, che chiede un corner. Non è dello stesso avviso il direttore di gare. Allora, rimessa da fondo per Vinicius Oliveira, dicevamo il classe 2002 del Cus Molise. Josigno, ancora Josigno, Foppa, Ferroni, il mancino di Ferroni va fuori, un'occasione per il Cus Molise, ancora in ripartenza. Segovia, 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 smorza la sfera. Vinicius Oliveira, Vinicius Oliveira ogni volta che prende il pallone alza la testa e prova a far ripartire Ferroni e Josigno. Questa volta però William Foppa, ancora una volta come prima, con la diga difensiva, con la diagonale a dire di no, adesso invece con il mancino a spazzare. Si scalda Ricky Ferri per l'Itria, ex Lecco, ex Monopoli. Va ancora il Cus Molise con Dilisio, cattura la sfera Segovia, 4,40 al termine, sbagliato. L'imbucato di Segovia regalato, ancora il possesso Josigno, Josigno al centro. Deve stare attenta l'Itria, perché sulla tre quarti offensiva il Cus Molise riesce a trovare sempre un'ottima soluzione, a differenza dell'Itria che in questo momento non sta trovando mai lo specchio della porta. Foppa, col mancino Foppa per Andrea D'Aversa, due mancini in campo per l'Itria, Foppa e D'Aversa, il pallone però per un destro che prova a caricare invece il suo mancino, palla fuori, rimessa dal fondo per il Cus Molise. Fuori ancora Josigno, dentro Mantuano, palla lunga per Ferroni, Ferroni la mette giù, poi Semeraro, Palazzo, non sa che fare Palazzo, allora la spazza subito onde evitare il pressing di Ferroni, che lì da pivot sembra davvero indemoniato. Il pallone per Dinunzio, Dinunzio al centro, Semeraro difende. 4 minuti e 8 secondi al termine della prima frazione di gioco. Dinunzio, Mantuano, Palazzo, Bruno, riparte l'Itria con Segovia, Bruno, carica il destro, Bruno, Dilisio, poi Ferroni, pallone lungo. Entra ancora Ricci, pronto ancora Foppa, si scalda Ferri, Ricci con il destro, allarga per Andrea D'Aversa, fraseggia sempre lì l'Itria, D'Aversa ragiona la squadra di
mister Convertini. Bruno con il mancino, sterza, poi palla dietro per Segovia, riparte per un attimo Delisio. Meno male per l'Itria che Delisio è inciampato, altrimenti era un'altra ripartenza per il Cus Molise. Poi D'Aversa, allora riparte l'Itria, D'Aversa, la puntata di D'Aversa, la risposta di Stefano, anzi no, di Dinunzio, che ancora una volta si fa trovare lì, al centro della difesa, a capeggiare la propria squadra. Bruno, Ricci, Segovia, D'Aversa, non trova l'1-2 vincente, rimessa laterale ancora per il numero 22 dell'Itria. Bruno prova ad accendersi l'Itria con D'Aversa, poi Bruno, il quintetto con cui è iniziata la partita l'Itria adesso in campo. D'Aversa, Bruno non trova ancora una volta lo specchio l'Itria. Time out per il Cus Molise perché si stava alzando inevitabilmente il baricentro dell'Itria. Ha parlato Bruno ai suoi. Mancano 2 minuti e 54 secondi. E l'Itria deve trovare per forza uno squillo, deve trovare per forza un mordente in questa ultima parte di primo tempo per riaprire il match. Primi minuti intanto per Ricky Ferri. Palazzo con le due mani. Riparte allora Ferri. Ferri con il piattone per Segovia. Ferri. Bruno. Si fa vedere Ferri. Segovia. Palla per Bruno. Interviene ancora il Cus Molise con Palmegiani. Palmegiani spazza tutto. Dicevamo poco fa, si era alzato il baricentro dell'Itria. Lo sta mostrando anche adesso quando mancano 2 minuti e 18 secondi. L'Itria sta provando a pressare. L'Itria sta provando ad attaccare. L'Itria sta provando a segnare almeno una rete prima di questo fine primo tempo, di questo intervallo. Ricci. Pallone per Segovia. Alexandre da Silva, Bruno spalla alla porta, pressato dal Cus Molise, pressato da Di Stefano. Allora Bruno si gira, serve Ferri. Bruno, Ricci, si sistema l'Itria, lo fa però anche il Cus Molise in difesa. Segovia, sfida Mantuato. Segovia, va via Segovia, carica il destro, poi palla per Bruno col piattone. Vinicius in 2 tempi, poi riparte Vinicius Oliveira. Ha provato a far gol da casa sua quasi Vinicius Oliveira. Palla fuori, Segovia. 1:34 al termine del primo tempo. Ferri allarga per Bruno. Bruno vede ancora Ferri, probabilmente lo servirà, anzi no, serve Segovia. Palla fuori, Itria ancora in possesso della sfera. 1:24 al termine. Bruno, Segovia, sfida Palmegiani, Segovia, il pallone per Ferri, Mantuato ancora riparte, il Cus Molise, poi Ferri ha segnato l'Itria con la pressione vincente di Ferri, l'assist del nuovo arrivato per il gol del capitano Valentino Ricci. 2-1. 2-1 per il Cus Molise. Dicevamo prima, diciamo, dormita difensiva del Cus Molise. L'Itria si è fatto trovare pronta con Ferri che ha servito Ricci e Ricci che ha fatto gol. Allora la partita si è riaperta. L'Itria c'è,
manca 1:10 al termine, 2-1 il punteggio e poi manca tutto il secondo tempo. Bruno Ferri è entrato col piglio giusto, Ricky Ferri, ancora Ricky Ferri, ma il fallo è del Kuzmolisa, il fallo è del capitano Di Stefano e la punizione allora è per l'Itria. Dicevamo, Ricky Ferri è entrato col piglio giusto, ha difeso prima molto bene, ha pressato poi in maniera egregia e l'ha passata a Ricci per l'1-2, per il gol della speranza dell'Itria al momento. Punizione dalla banda sinistra del campo, sul pallone c'è David Segovia. Accanto a lui Ricci, Bruno chiama lo schema, probabilmente sarà un tacco per William Foppa. Ha fatto segno Bruno, ma Bruno chiede il cambio ed entra Andrea D'Aversa. Il pallone appunto è per Foppa. Ricci ha provato con il piattone, ancora Vinicius Oliveira, poi ancora William Foppa, intervento provvidenziale del William Foppa dell'Itria sul pallone, dice il direttore di gara. Il Customolista stava andando 3 contro 1 e William Foppa ha sbarrato la strada nonostante le proteste del Customolise in maniera impeccabile, secondo i direttori di gara. Josigno, 40 secondi. Vediamo se si accontenta di questo vantaggio il Cusmolise. Prima dell'intervallo, 34 i secondi alla sirena. Bruno in possesso di palla. La partita si sta animando. Adesso Andrea D'Aversa in possesso della sfera. David Segovia per Bruno, 23 secondi alla sirena. Ancora Bruno, proverà Segovia, anzi no, ci ripensa, poi ancora Segovia. Palmegiani a spazzare, 17. Sono i secondi al termine. L'Itria potrebbe provare l'ultimo squillo, l'ultima occasione, l'ultima speranza prima dell'intervallo e provare a farlo probabilmente con D'Aversa che la passa a Segovia, prestato da Palmegiani. Segovia si fa vedere D'Aversa con il mancino D'Aversa, destra poi sinistra D'Aversa per Bruno, non c'è nessuno al centro dell'area, allora D'Aversa, Segovia, sono 5 secondi, Josigno 3, Josigno, Ricci spende un fallo sacrosanto, però è rosso diretto per Valentino Ricci. L'arbitro ha deciso che era chiara ed evidente azione da gol. Si consultino il direttore di gara. Rosso sventolato per Valentino Ricci. Ci ripensa il direttore di gara dopo la discussione, dopo il dibattito con il proprio collega. Non è più rosso, è giallo. A un secondo dal termine e Ricci resta in gara. Stava per svoltare la partita. Josigno era ancora con il pallone tra piedi in contropiede. Ricci, abbiamo detto, ha speso un fallo sacrosanto. Il direttore di gara ha sventolato il rosso, il suo collega gli ha detto di no, ha detto di sventolare il giallo. E allora l'Itria resta in parità numerica con il Cus Molise. Sarebbe stato un secondo dalla fine, una doccia ghiacciata per la squadra dell'Itria. Se l'è vista brutta Ricci. Sul pallone Fetta in barriera Segovia, va a Fetta, Segovia respinge Sirena. Ricci ha rischiato, l'Itria è sotto 2-1, ma l'ha riaccesa appunto Valentino Ricci.
Ben ritrovati amici sportivi dal Palasport di Fasano per il secondo tempo della gara tra Itria Football Club e CUS Labor Vetro Molise. Ricordiamo il punteggio 2-1 a favore del CUS Molise in virtù delle reti segnate al primo minuto di gioco da Josigno e al sesto minuto di gioco da Palmeggiani. La rete poi al 19° minuto di gioco per l'Itria da parte di Valentino Ricci. Allora la partita è ripresa con questo punteggio, con l'Itria sotto, ma la partita è viva e si è visto soprattutto nell'ultimo scorcio del primo tempo. Segovia contro Ferroni, ancora Segovia, poi Ricci. Ricci, caso curioso, protagonista in positivo del gol al 19° minuto. Poi quando mancava un secondo al termine del primo tempo ha speso un fallo importantissimo per il contropiede di Josigno. Il direttore di gara l'aveva espulso, poi ci ha ripensato in virtù della discussione con il proprio collega, ha cambiato la propria decisione, ha ammonito Ricci che adesso è in campo. L'Itria ha rischiato, Ricci anche, però 2-1 adesso per il CUS Molise. L'Itria c'è e c'è ancora Valentino Ricci. Adesso in possesso di palla Ricci, vera e propria bandiera, vero e proprio faro, il capitano della squadra dell'Itria da sempre, per sempre con questi colori. Ferroni, ancora Ferroni, poi D'Aversa riparte, allora Alexandre da Silva Bruno, un 3 contro 2 contro D'Aversa, ha sbagliato il tiro D'Aversa, troppo facile per Vinicius Oliveira. Ricordiamo che le ripartenze del CUS Molise stanno facendo veramente male all'Itria. Adesso la ripartenza è per l'Itria con Segovia D'Aversa, probabilmente con la faccia Vinicius Oliveira, secondo squillo dell'Itria, quando è passato 1 minuto e 20 secondi dall'inizio del secondo tempo. Stavamo dicendo in apertura che l'Itria c'era, che la gara era viva, e D'Aversa ha cercato di pareggiarla. Poi Bruno ha sbagliato il destro, Bruno. Ferroni è ripartito, allora il contropiede ancora del CUS Molise, la difesa ancora dell'Itria con Ricci, D'Aversa, Bruno, Segovia, ancora Segovia, pallone per lui, Ricci, non è riuscito a intervenire il capitano dell'Itria. Rimessa laterale allora per il CUS Molise con il numero 12 Enrico Fetta, appena entrato in campo come pivot al posto di Ferroni, che lamentava un dolore probabilmente alla caviglia sinistra dopo quello scontro prima. Bruno, rimessa laterale sempre per il CUS Molise. Si ripopola il Palasport di Fasano per questo fondamentale scontro salvezza. 9 lunghezze dicevamo nel primo tempo per il CUS Molise, 10 per l'Itria. Il CUS Molise in zona play-out, intanto Palazzo fa scorrere il pallone, l'ha toccata probabilmente D'Aversa, calcio d'angolo. Infatti per il CUS Molise sul pallone va il vero protagonista di questa partita, Josigno, che l'ha accesa dopo 20 secondi, l'ha illuminata nel primo tempo. Adesso ha sbagliato però il corner, il numero 10 del Molise, ha fatto ripartire l'Itria. Ricci, David Segovia, Bruno contro Dinunzio, Bruno ancora, Dinunzio sempre su Bruno, Segovia col destro, poi col mancino, poi c'è Bruno ancora, Vinicius Oliveira con il piedone a dire di no a Bruno, poi a spazzare velocemente immediatamente. E adesso sta pressando l'Itria, sta attaccando l'Itria, lo sta facendo praticamente da tutto il match, ma il pallino della partita, del gioco, è sempre a favore del CUS Molise. 2-1 per la squadra molisana, possesso per l'Itria, punizione per Bruno e Soci. Esce Bruno, esce D'Aversa, entrano Semeraro e William Foppa ed è pronto Ricky Ferri. Dicevamo protagonista in quello scorcio di primo tempo che ha giocato. 2 minuti
importantissime per lui, per fare l'assist al bacio per Valentino Ricci per il 2-1, per il gol dell'Itria. Segovia ancora, Segovia! Vinicius. Segovia ancora! Il pallone era perfetto per Semeraro. Non è riuscito a accettare l'invito a nozze di David Segovia. Josigno. Ricci interviene, poi Semeraro, sbaglia il passaggio Semeraro, ancora Josigno, il pallone per Palmegiani, pallone per Foppa però. Fetta ancora, rimpallo e poi sinistro. Fetta ha provato a fare gol. Il pallone però è per l'Itria. Nel CUS Molise milita un ex della partita, Marco Ferrara, cistranese. Da qualche anno al CUS Molise. Segovia ha militato anche sia nel CUS Molise che nell'Itria, un giocatore Pereira, la Vipera. William Foppa nel frattempo, un mancino stellare di Foppa, una risposta altrettanto importante di Vinicius Oliveira. Si resta sul 2-1 per il CUS Molise. Segovia chiama la palla, poi ancora Foppa, Ricci non trova l'imbucata per Foppa. Segovia, destro di Segovia contro Palmegiani, Segovia non riesce ad andare via, allora riparte Fetta con Palmegiani, Palmegiani con il sinistro Palmegiani, sportellata tra Palmegiani e Foppa, niente da fare per il CUS Molise. Segovia aveva perso palla da ultimo uomo, era ripartito il CUS Molise, per poco non faceva 3-1. Foppa con il mancino, Foppa sbagliato, il passaggio di Foppa per Segovia, è ripartito per un attimo il CUS Molise, ha sbagliato anche Palmegiani e ha permesso così, o permetterà così, all'Itria di ripartire. Termina l'offensiva adesso dell'Itria, c'è Ricci, Vinicius, 15:45 al termine, la ripartenza di Josigno in scivolata, non riesce a catturare la sfera, con Palmegiani e Josigno che si cercano sempre, e sono loro due infatti i marcatori del CUS Molise. Semeraro, le tre sotto ed entra Ferri. Segovia, ancora Segovia, si fa vedere Ferri, il pallone per Ricci. C'è un'intesa tra Ricci e Segovia, era quella l'azione che volevano entrambi, però Ricci non è riuscito a riprendere il pallone. Josigno, Palmegiani sta facendo vedere ottime giocate, il classe 2001 del CUS Molise, è stato anche in nazionale minore under 15 ma anche in nazionale maggiore, 2 presenze per lui, un ex Latina Benevento, è sicuramente uno dei giocatori più importanti del CUS Molise, lo sta dimostrando tuttora, come lo sta dimostrando anche David Segovia. Tutti i palloni passano da lui per l'Itria, non si è riuscito ancora ad accendere Segovia, aveva fatto un inizio di stagione coi fiocchi, adesso sicuramente è il momento di alzare ancora di più le sue prestazioni, il livello delle sue prestazioni. David Segovia, il numero 10 dell'Itria, acquistato in estate. Nel frattempo, per le proteste abbastanza evidenti, è stato ammonito il numero 5 del CUS Molise, Ninunzio, che sedeva in panchina ma protestava, e quindi il direttore di gara ha deciso di sventolare il giallo. Dicevamo di Segovia, arrivato dal Barcellona, è sicuramente uno dei giocatori su cui l'Itria fa maggiore affidamento, esce poco, gioca quasi sempre.
Josigno, Ferri, ancora Ferri, Bruno, si fa vedere Semeraro, pallone per lui, Semeraro, fallo laterale per l'Itria, che adesso schiera Palazzo Segovia, Bruno, Semeraro e Ferri. Eccolo Ferri con il mancino, il pallone è sempre per Segovia. Segovia contro Di Lisio, Segovia rientra, Vinicius Oliveira. A dire ancora una volta no. Certo che il Cus Molise si affida moltissimo a Vinicius Oliveira, Palmegiani e Josigno, che abbiamo nominato veramente tante volte in telecronaca, e fa benissimo perché sono 3 giocatori vitali per questa squadra. Ferri, Segovia, come vitale sicuramente Francisco Soto, oggi squalificato tra le file del Cus Molise, come squalificato anche Punzi per quanto riguarda l'Itria e Denisco per quanto riguarda il Cus Molise, 3 squalificati di lusso in questa gara. Il pallone è perfetta. Ancora rimessa laterale per l'Itria. Adesso si sono abbassate un po' le accelerate dell'Itria. Si è abbassato un po' il ritmo della partita. Manca ancora 13,54 secondi al termine. L'Itria ovviamente vuole provare a scuotersi ancora, a pareggiare questa partita, ma il Cus Molise sta difendendo bene, sta attaccando quando si deve e la partita rimane ancora sul 2-1 a favore del Molise. Bruno, Segovia, ancora Segovia, il pallone per Bruno, Ricky Ferri, Segovia, si fa vedere Bruno, il pallone per ancora Segovia, gira l'Itria, gira Segovia, tira Segovia, palla fuori, occasionissima per David Segovia, il lampo del numero 10, palla però fuori, troppo alta. Josigno presta allora l'Itria e questo è il momento per la squadra di Bruno, probabilmente 13,24 il termine. Bruno dice di no Di Stefano. Ricci, Ferri, si fa vedere Bruno, e ancora Ferri, poi Bruno, butta via la sfera il Cus Molise, Semeraro, è pronto ancora Foppa, Ricci, Ricci ancora, prova la giocata Ricci, Vinicius, prende palla Vinicius, alza la testa e fa posizionare i suoi. Josigno, ancora Josigno, Delisio pressato molto bene da Semeraro, è dotato di una grinta stratosferica. Semeraro la sta facendo vedere in tutta la partita, va a pressare ogni istante e ogni giocatore e a guadagnare questo prezioso fallo laterale che batterà Valentino Ricci. Foppa dice di no di Nunzio ed esulta giustamente, quasi come se avesse segnato, perché dietro di lui c'era posizionato Antonio Semeraro. Foppa, chiamati 4 secondi per William Foppa, stava aspettando che i suoi si posizionassero e ha sfruttato male questo fallo laterale l'Itria. Josigno per Palmegiani, Josigno, pallone alto per Ferroni, di testa Ferroni, palla fuori. Bruno, poi ancora William Foppa. Bruno, Valentino Ricci, pallone per Foppa
Foppa ancora, prova la giocata, interviene Di Stefano. Ancora fallo laterale per l'Itria, che è sempre sulla tre quarti offensiva. Quando ha provato però a pungere Vinicius Oliveira è stato sempre attento. Adesso riparte allora il Cus Molise con Palmegiani. Palmegiani ancora, il pallone per Josigno. Josigno, Palmegiani carica il destro. Interviene Palazzo, poi Foppa sulla linea di porta. Miracolo allora difensivo dell'Itria che riparte con Bruno. Bruno ancora. C'è stato Foppa e Josigno nel frattempo. Palo. Si è animata la partita. Bruno. Contropiede dell'Itria. Josigno ha provato in tutte le maniere a dire di no all'Itria, ha preso il palo nella propria porta e nel frattempo si scalda la partita perché il Cus Molise stava chiedendo un calcio di rigore. Foppa si è sdraiato davanti alla linea di porta e ha detto qui non si passa, e non ha fatto passare il Cus Molise. Provvidenziale il 12 dell'Itria. Si ripartirà dalla rimessa dal fondo per Vinicius Oliveira e compagni. Occasionissima poco fa per sia per il Molise poi per l'Itria. Si stava passando da un potenziale 1-3 a un potenziale 2 pari. Siamo ancora sull'1-2 però. Segovia per Foppa, carica il sinistro Foppa, il pallone per Semeraro. Foppa, Josigno a sostituire Vinicius Oliveira. Ricci sul pallone, 11 e 16, 11 minuti e 16 secondi al termine. Foppa, Palazzo, Segovia ancora. Segovia sfida Ferroni. Segovia, Ferroni non riesce a catturare la sfera, allora ancora Segovia. Foppa con il suo sinistro allarga per Segovia, imbuca per Semeraro. Semeraro dietro per Foppa, fa girare la sfera l'Itria con Foppa. Segovia, adesso Ricci contro Josigno, lo sfida, poi rientra, il pallone probabilmente sarà per Foppa, è così. Foppa sulla banda destra del campo, Foppa sfida Palmegiani, Foppa ancora, Foppa destro, poi sinistro, il pallone in coda dei piedi, poi interviene Palmegiani che non riesce a spazzare. Rimessa laterale per l'Itria, Ricci per Semeraro. Ferroni. Ancora William Foppa, c'è David Segovia contro Ferroni. Le finte di Segovia. Vinicius l'ha presa con il piedone destro. 10 minuti e 19 secondi. Si fa vedere Segovia. Il pallone sarà per lui. Si coordina Segovia mentre viene Palmegiani. È un 2 contro 0. Palmegiani. Ferroni ha fatto 1-3. Ancora un contropiede magistrale del Cus Molise. Palmegiani per Ferroni e 1-3 per il Cus. Quando mancano 10 minuti e 12 secondi al termine del match, cambia ancora il punteggio 1-3. Ha segnato Ferroni per il Cus Molise, l'ha fatto ancora in contropiede. L'Itria è la seconda volta che prende il gol dopo aver sfruttato in maniera pessima un corner. Ricci attacca allora ancora l'Itria, prova a rimboccarsi le maniche il capitano dell'Itria, William Foppa. Ricci, ingabbiato Ricci, riparte Mantuato, ancora Mantuato, Palazzo in 3 tempi. Bruno, c'è sempre Alexandre da Silva. Bruno per Andrea D'Aversa. Segovia, il pallone del corner era per lui, poi è intervenuto Palmegiani, l'ha toccata, adesso D'Aversa col petto. Vinicius Oliveira sbarra ancora una volta la strada all'Itria.
Segovia, sbracciano Ricci e Di Stefano. Rimessa laterale però per il Cus Molise in vantaggio di 2 gol, 1-3 per il Molise. Vinicius Oliveira, sciabolata, interviene Palazzo, poi ancora Andrea D'Aversa con il pallone tra i piedi. 9 minuti al termine in questo momento. Bruno Ricci, il pallone ancora per D'Aversa contro Josinho. Josinho ci mette gambe, corpo e grande intelligenza per far ripartire il Cus Molise. Mantuano per Ferroni che ha chiamato la sfera, se l'è fatta dare ancora Di Nunzio, il pallone per Mantuano, interviene Bruno, poi ancora Ricci, riparte l'Itria per un attimo perché la rimessa è per i giallo-rosso-blu. D'Aversa, Bruno ha bisogno di una giocata ancora l'Itria, c'è Ricci per D'Aversa, D'Aversa prova a girarsi, D'Aversa ingabbiato, D'Aversa, indovinate chi c'è? Vinicius Oliveira, eccellente anche adesso. Allora ancora Ricci, Segovia ha bloccato la ripartenza, un 3 contro 2, Ricci ha segnato l'Itria, l'autogol di Nunzio dopo l'assist di Ricci che era per Segovia. Si è riaperto ancora il match dai piedi di Ricci. L'Itria ha fatto 2-3. Il punteggio al Palasport di Fasano. La partita sta diventando bella, la partita sta diventando veramente equilibrata. Il Cus Molise in vantaggio, ma l'Itria ha appena bussato alla porta di Vinicius Oliveira e ha fatto 2-3. Nel frattempo Palmegiani ha provato a trovare impreparato Palazzo che si è lanciato. Corner per il Cus Molise quando mancano 8 minuti e 6 secondi. Era un 3 contro 2 per l'Itria. Ricci ha dato la palla in mezzo. Il Molise ha subito il gol e adesso Palmegiani ha provato a fare il 2-4, palla fuori. Dicevamo, il Cus Molise ha trovato il gol nella propria porta per fare 2-3 con Di Nunzio. Il pallone per Mantuano. Palazzo. Probabilmente con il Polpastrelli a dire di no a Mantuano che si era trovato lì. Di Nunzio, il pallone per nessuno, rimessa laterale per l'Itria, deve alzare i giri del motore l'Itria quando mancano 7,57. Segovia, Ferri, Bruno, Ferri con il mancino, Vinicius Oliveira ancora, poi c'è Segovia su Ferroni, rimessa laterale per l'Itria con Andrea D'Aversa. Bruno si fa vedere ancora D'Aversa, Bruno però sceglie Segovia sulla banda sinistra del campo che sfida Palmegiani, ancora Segovia, si fa rivedere Bruno, il pallone è sempre per il capitano, l'allenatore, scusate, giocatore dell'Itria. Segovia, Andrea D'Aversa contro Ferroni, Andrea D'Aversa rientra con il mancino, trova Segovia contro Mantuano, Mantuano arpiona la sfera con la sinistra, chiede poi il cambio probabilmente, si scalda Josinho, c'è Segovia in possesso di palla, Palmegiani contro Segovia, si sfidano occhi negli occhi, ma il pallone per Bruno che prova a guardare D'Aversa, ma palla dietro per Ferri, imbucata di Ferri per Bruno. Ok, dice Bruno al nuovo arrivato Ferri, rimessa laterale per l'Itria. 7 minuti e 2 secondi al termine del match, 2-3 per il Molise. È pronto Josinho per il Cus Molise, tutti in panchina invece per l'Itria. Stanno prendendo fiato Semeraro, Ricci e anche Foppa, impiegati stabilmente nelle rotazioni da Bruno. Ferri, pedina importante Ferri, diciamo arrivato stamattina nell'Itria, pedina importante per dare da riposo e respiro ai giocatori dell'Itria. Nel frattempo Mantuato ed il gol del Cus Molise a fare 2-4. Mantuano
si è fatto trovare lì con il piattone destro, ha trovato impreparato Palazzo e ha riportato sopra di 2 gol il Cus Molise. 2-4 per il Molise e l'Itria corre subito ai ripari con il portiere di movimento, sarà William Foppa a indossare la maglia del portiere. 6:40 al termine, c'è tanto tempo ancora per la squadra di mister Bruno per sperare, per scuotersi. Adesso Segovia con Ricci, poi ancora Segovia, Bruno, Foppa, da Aversa, gira l'Itria, ragiona ancora l'Itria con il suo cervello Bruno, Ricci, da Aversa, si scambia con Foppa, ancora Ricci, il pallone per Segovia, Segovia per Bruno, Bruno si fa vedere da Aversa, il pallone per lui, da Aversa per Foppa, Foppa ancora parte dietro da Ricci, da Aversa, fraseggia l'Itria con Foppa, non trova sbocchi perché si difende ottimamente il Cosmolisa, adesso lo trova con Segovia, ma c'è Vinicius Oliveira a dire di no, chiama lo schema Foppa. Nel primo tempo è stato provvidenziale Josinho per il Cosmolisa, nel secondo tempo sicuramente Vinicius Oliveira. D'Aversa, ancora D'Aversa, pallone per Ricci, D'Aversa con la puntata mancina D'Aversa, non ha trovato il gol, allora riparte il Cosmolise con Josinho, palla fuori. D'Aversa ha provato ad accendersi, ha provato a segnare, non ha trovato lo specchio della porta, cambio allora per l'Itria, fuori William Foppa, dentro Pasquale Palazzo per un attimo, perché riparte il portiere di movimento per l'Itria con Ricci, Bruno, D'Aversa, Foppa e Segovia. Ricci ancora per Segovia, sbaglia Segovia, il pallone però è toccato per un attimo da Vinicius Oliveira, poi Josinho aveva concesso la rimessa da fondo campo per il Cus Molise, il direttore di gara. L'Itria non se n'era accorta, Josinho ha provato a fare gol dalla propria porta. Ricci, D'Aversa, si fa vedere Bruno, poi ancora Ricci, spalla alla porta, il pallone per D'Aversa, Ricci, sta vicino a lui Segovia, il pallone è per lui, allora Bruno ragiona l'Itria, Segovia, il pallone probabilmente sarà dietro per Foppa, è così, destro, poi sinistro, poi ancora Foppa, Ricci per D'Aversa, 5 minuti al termine, interviene Josinho, Bruno contro Palmeggiani, Bruno, Ricci, si scalda anche il pubblico dell'Itria, ha bisogno l'Itria di questo gol, ha bisogno l'Itria per sperare a un pareggio quantomeno. Bruno, Segovia, Bruno carica il destro, Bruno ci ripensa, ancora Bruno, per D'Aversa, ancora per Bruno, si fa vedere Ricci, D'Aversa, ancora Ricci, Andrea D'Aversa con il sinistro per William Foppa, si era aperta un po' la difesa del Cosmolise, l'ha richiusa Josinho. Ricci, Segovia, Bruno, 4-16, Segovia non aveva seguito sul secondo palo Foppa e allora rimessa dal fondo per il Cosmolise, riprende posto tra i pali Palazzo, interviene Josinho, tira Palazzo, c'era ripartenza. Allora per l'Itria cambia ancora il portiere della squadra di mister Bruno, Ricci, Bruno, Andrea D'Aversa, Ricci, ancora D'Aversa, il pallone per Foppa, c'è Di Stefano, time out richiesto da Bruno, probabilmente sistemerà uno degli ultimi attacchi della sua squadra.
si è sistemata per attaccare l'Itria, si è organizzata per difendere il Cus Molise quando mancano 3 minuti e 53 secondi al termine. Il punteggio dice Itria 2, Molise 4. Il pallone sarà probabilmente rimesso in gioco da William Foppa. Foppa dietro per Bruno, attaccherà allora l'Itria col portiere di movimento Ricci, Segovia, ruota l'Itria, Bruno, Segovia, Bruno, ancora Bruno, il pallone per William Foppa, Ricci, Foppa, colpetto di Stefano, Andrea D'Aversa, Foppa, carica il mancino, scaraventa il pallone vicino a Ricci, poi ancora Foppa, D'Aversa, rinviene di Stefano, c'è D'Aversa sul pallone, Bruno ancora, prende centimetri in attacco l'Itria, Bruno, Segovia, si apre la difesa del Cus Molise, l'ha toccata Vinicius Olivera, calcio d'angolo, allora per l'Itria 3 minuti e 10 secondi per l'Itria. Bruno, D'Aversa, Ricci, Segovia, Bruno si fa vedere Foppa, il pallone è per lui, si gira subito Foppa, poi Ricci, Segovia, palla fuori, Vinicius Olivera prova a ripartire perché c'è la porta sguarnita, allora riparte Bruno, pallone per Segovia, Segovia di Stefano, poi ancora Segovia, Vinicius Olivera ha fatto un gol magnifico il Cus Molise con Vinicius Olivera che con questo gol secondo me ha conquistato ampiamente il ruolo di migliore in campo. 2-5 per il Molise quando mancano 2 minuti e 44 secondi al termine. Vinicius Olivera ha difeso in maniera eccellente e ha attaccato adesso in maniera perfetta facendo il 2-5. Bruno, Ricci, Segovia, ancora Bruno per Foppa, Foppa si fa vedere Segovia, il pallone è per lui, interviene Di Nunzio. Bruno, Ricci, prova a attaccare con le ultime energie l'Itria, Bruno, Foppa, il pallone per D'Aversa, 2 minuti e 20, Bruno deve segnare per forza adesso l'Itria per sperare di agguantare il Molise, prova a farlo Segovia, ma interviene Di Stefano, si parte ancora dal corner per l'Itria. Bruno per Ricci, D'Aversa, Ricci, Segovia, Bruno, Segovia, il pallone è sempre per William Foppa, Bruno, D'Aversa, non trova sbocchi l'Itria, prova a fare tutto da sé, William Foppa, palla fuori, e allora Vinicius Olivera la dà a Josigno, riparte allora il Cus Molise, Josigno sterzata, Josigno, prende il palo in pieno Josigno, stava per fare un gol capolavoro, anche il 10 del Cus Molise. Bruno, ultima speranza forse per l'Itria, Segovia, Ricci, Segovia, l'ha toccata ancora una volta Di Stefano, la diagonale di Di Stefano è stata ancora una volta perfetta, il destro di Segovia è andato fuori per la deviazione del numero 7, Foppa ancora, sbaglia l'imbucata Foppa, poi tira Di Stefano, anzi no, Di Nunzio, ha segnato ancora il Cus Molise con il suo numero 5, Di Nunzio, e siamo 2-6. 2-6 per il Cus Molise, 2 gol a difendere il portiere di movimento per il Cus Molise e siamo 2-6. La partita ormai è agli sgoccioli, siamo a 70 praticamente secondi al termine
L'Itria ne deve fare 4 per pareggiare, ma la difesa del Cus Molise 5 è perfetta col portiere in movimento. Segovia, l'Itria ha deciso di ripensarci. Non difende, non attacca più con il quinto uomo. Il pallone è per Palazzo che ha preso a posto tra i pali. Ricci, spalla alla porta, dietro il pallone per Bruno. Ricci, Josigno, ancora energia il Cusmolise, cambia l'autore del gol di Nunzio, entra Palmegiani. Ricci, il pallone per D'Aversa. 30 secondi al termine, ormai la partita è praticamente archiviata. Il Cusmolise che adesso subisce il gol per via della puntata di Bruno, 3-6 il punteggio, ma il Cusmolise, a meno di cose clamorose, dovrebbe portare a casa i 3 punti. 3-6 allora il punteggio al Palasport di Fasano, il gol di Bruno, ma probabilmente non basterà per l'Itria. 23 secondi al termine, Josigno alza un campanile, non difende l'Itria, interviene Palazzo, ancora D'Aversa, sono 15 secondi al termine. D'Aversa ancora, D'Aversa per Segovia, Segovia ritorna sui suoi passi, Segovia, D'Aversa, Segovia imbucata e poi Ricci, Josigno non fa passare neanche questo, il Cus Molise con Josigno che si era appiccicato alla porta, posizionato sulla linea del gol, e il Cus Molise quando mancano pochi secondi e adesso c'è la Serena, porta a casa i 3 punti e sorpassa in campionato l'Itria. 3-6 il punteggio per il Cus Molise al Pala Sport di Fasano, 3 punti per la squadra di Campobasso. E allora i giocatori del Molise festeggiano, recriminano. I giocatori dell'Itria, noi vi lasciamo su queste immagini e vi diamo appuntamento alle prossime gare della Serie A2 Elite Girone B. Un saluto e un ringraziamento da Gianluca Bennardi.